velocissimo. Di cosa volete parlare? Presidente, l'ordinanza sugli arrivi, i controlli e gli sbarchi adesso è tutto posticipato a giovedì. Allora, noi abbiamo atteso che la norma sul Green Pass, prima a livello nazionale il 1° luglio e poi a livello comunitario il 15 luglio, divenisse efficace. Voglio ricordare che in base a queste norme si sarebbe dovuto controllare all'atto dell'imbarco ogni passeggero per verificare che fosse in possesso di questo Green Pass. Quindi la prima domanda è purtroppo chi non ha controllato e costringe oggi la Regione ad adottare un'ordinanza che prevederà un'intensificazione dei controlli a valle, ma il segreto vero per vincere questa battaglia è che il governo imponga alle compagnie marittime e alle compagnie aeree di verificare assieme al biglietto e alla carta d'identità anche il possesso del Green Pass o di un tampone negativo. Quando firmerà l'ordinanza, Presidente? Ad ora stiamo cercando di coordinarci per evitare che la nostra posizione venga letta come una posizione in contrasto. Noi non vogliamo andare in contrasto con nessuno, vogliamo semplicemente risolvere un problema e dare sicurezza al mondo del turismo in Sardegna e ai nostri cittadini. Quindi stiamo cercando di dialogare con tutti i soggetti interessati e di verificare quale sia il percorso migliore per garantire. Cosa deve fare il governo a questo punto? Noi ci aspettiamo che il governo faccia rispettare quello che ha già disposto, e cioè che ci sia un controllo del Green Pass prima degli imbarchi. Presidente, in notizia battuta lei dice che il governo deve fare i controlli dalle partenze, quindi col Green Pass per non andare comunque in conflitto, però comunque alla fine lei l'ordinanza è intenzionato pur sempre a firmarla per fare delle verifiche anche qua nella nostra regione. Noi crediamo che sia un dato di buon senso il fatto che il controllo debba essere fatto all'atto dell'imbarco, cioè bisogna verificare prima che le persone salgano sugli aerei e sulle navi che non abbiano una positività in corso, che abbiano fatto il vaccino. Noi chiaramente come Regione, se facciamo i controlli all'arrivo, come faremo, stiamo mettendo una pezza, ma l'optimum resta il controllo prima dell'imbarco, negli aeroporti e nei porti di provenienza. Voi lo farete comunque a prescindere? Noi lo faremo.